Ciao carissimi amici appassionati di camion vintage, insomma vi sto dando una diretta che ha del fantastico qua, carissimi amici. L'amico Giorgio Ghezzi è venuto a recuperare un camion nel Veronese, un vecchio OM 160 F26 che ha avuto qualche problemino a uscire appunto da questo involucro che era fermo da 15 anni qua. Fermo, carissimi amici, qua c'è la diretta, guardate qua carissimi amici, è uscito il camion, guardate qua, hanno fatto in modo che uscisse, ha dei problemi, qualcosa, adesso andiamo qua a vedere questa diretta, carissimi amici, diretta vera, cioè sono immagini che non tornano più nel tempo, guardate qua carissimi amici, ed eccoci qua. Adesso ti Davide, dammi la mano per piacere. Arrivo. Viene giù? Insomma qua Intanto dopo ne vuoi sempre di più. siamo in diretta qua, caro Giorgio, dai, dimmi cos'è che hai recuperato. Si tratta di un 160 26 come potete vedere, quindi monta il famoso motore 8210 del 619, 13.008, 260 cavalli aspirato. L'olio, fai un particolare sull'olio, guarda che roba, fermo da 15 anni, l'olio è ancora bello, buono, sembra quasi quello pugliese. Insomma era qua fermo da 15 anni, insomma il camion non partiva. No, è partito. Non si muoveva, insomma. L'impianto frenante c'è. Troppo ogni volta che il Marvin fa qualche scoop qua il camion del Giorgio c'è sempre qualche problemino, però dai. È troppo bello se tutto filasce liscio. Però l'importante lo portiamo a casa, giusto? Stasera? In una maniera o nell'altra. Ed eccoci qua carissimi amici, vi sto dando già la prima diretta, insomma, di questo recupero fantastico. Ha avuto qualche problemino, l'accensione è partita subito però aveva qualche altro problema. Ed eccoci qua carissimi amici, vi sto dando la diretta, siamo qua, insomma, tutti impegnati a sbloccare il camion. Il camion questo ha servito il suo proprietario trasportando. Guardate qua carissimi amici, insomma, effettivamente questo faceva il servizio pesce. Qua, eccolo qua Bruno, sei riuscito a sbloccare? Oh Bruno, se c'era il Berna partiva subito, giusto? Ed eccoci qua carissimi amici, insomma, dai, siamo riusciti intanto ad estrarre il camion da questo involucro. Adesso dai, vediamo se lo riusciamo a mettere in moto. Ecco qua carissimi amici, dopo 15 anni il camion riparte. Guardate qua carissimi amici, diretta, ancora una volta pazzesca. Guardate qua, insomma, in un ambientino anche suggestivo, un ambientino di degrado e abbandono. Eccoci qua carissimi amici, il camion è partito, aveva qualche altro problema. Insomma, qua il buon Bruno è riuscito a farlo uscire qua dall'involucro e vediamo qua, insomma, c'è la diretta c'è. Ed eccoci qua carissimi amici, questo M160, guardate dove si trovava, era dentro questo abitacolo e insomma dopo 15 anni è uscito. Il Giorgio vuole portarselo a casa, purtroppo dei vandali questa settimana hanno sfasciato un vetro dal dietro, però dai, il camion va. Già la prima diretta qua del Marvin, guardate, insomma, dietro purtroppo ci sono stati dei vandali che questi giorni hanno lanciato un mattone e hanno sfasciato il vetro, perché sapete, poi i ragazzi non sanno come divertirsi, bisogna sfasciare tutto. Ed eccoci qua, intanto c'è già la prima diretta, vedete qua c'è, andiamo a vedere, qua c'è anche il vetro rotto, ma era già rotto. Ed eccoci qua carissimi amici, la diretta c'è. Siamo riusciti a farlo partire, vedete qua, i vandali ci hanno sfasciato il vetro, fino a una settimana fa c'era. La diretta c'è, guardate qua carissimi amici, il camion è partito, adesso bisogna fare in modo di portarlo sul carrellone qua del Giorgio. Ed eccoci qua carissimi amici, ancora una volta Marvin ha fatto una diretta che è pazzesca, guardate qua, niente suggestivo, guardate un po' in controluce adesso, dai, UM160 Giorgio l'ha portato a casa, lo porterà sicuramente, guardate, e chiaramente non può mancare l'adesivo dell'Aite, perché il Marvin è un po' inviato di Aite,
Guardate qua, che adesso inizio. Bravissimo Giotto, dai. Ho fatto bene a toccare neanche oggi un giorno di ferie. Per questo camion ne valeva la pena. Ed eccoci qua, carissimi amici, il camion è partito. Adesso vedremo di fare tutti gli accorgimenti per farlo partire. Ed eccoci qua. Insomma, la diretta l'abbiamo fatta, dai. Chiudere qua la prima parte del recupero di questo OM 160. Dai, adesso vediamo un po' di girare il camion. Intanto vi saluto. Oh Giorgio, contento? Trovato l'ultimo disco del 1999, 25 febbraio. Il disco del 1999, 25 febbraio, insomma, Probabilmente il suo ultimo viaggio. l'ultimo viaggio. Bravo qua Giorgio, insomma, giustamente bisogna fare anche questo piccolo report. E adesso dai, intanto blocchiamo qua la prima diretta. Ciao a tutti!